Serie B-Win. Tutti i colori della passione. A Castellammare si festeggia la salvezza della Juve Stabia di Piero Braglia e anche le prodezze del bomber Marco Sau e su il gol più bello della Serie B-Win segnato a dicembre in casa della Sampdoria. Il Sassuolo invece deve preparare i play-off e Pea per non correre rischi. Lascia in panchina i diffidati Gazzola, Magnanelli, Piccioni e Sansone. Il fischio di Ciampi e parte meglio la Juve Stabia che al quinto minuto si fa subito pericolosa con un sinistro di Falcinelli dai 20 metri, il controllo del centrocampista della Juve Stabia e Pomini è bravo a mettere la mano per deviare in calcio d'angolo, apprezzabile dal replay il riflesso del portiere del Sassuolo. Al settimo minuto punizione di Caserta dentro l'area, arriva in leggero ritardo il capitano Mauri che non inquadra lo specchio della porta. Ancora Juve Stabia in avanti al decimo, Danucci in verticale per Sau che la gira in porta, ma Pomini riesce a ribattere e poi a intercettare in due tempi. Si fa vedere il Sassuolo dopo il quarto d'ora con la punizione di Terranova che però termina sul fondo. Dopo la mezz'ora ci prova anche Kofi, cross dentro l'area, la respinta della Juve Stabia e il Ganese, stop e tiro con il destro, troppo centrale però per creare problemi a Colombi. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Al primo minuto c'è subito il cambio di Molinari che va dentro per Danucci mentre Boaci nel Sassuolo prende il posto di Bruno. Inquadratura per l'allenatore Pea, si fa vedere il Sassuolo in attacco con questa bella palla in verticale per Troianiello che centra il portiere Colombi che non si fa sorprendere e riesce a ribattere la conclusione. Nel 12esimo, seconda sostituzione per il Sassuolo, Noselli va dentro per Bianchi, è proprio lui che si rende pericoloso sul calcio di punizione. Colombi però ci arriva anche stavolta e la mette in calcio d'angolo. Rivediamo il tiro di Noselli con palla che aggira la barriera, ma Colombi con un bel balzo riesce a deviare, va dentro anche Tarantino per Falcinelli nella Juve Stabia, ma 2 minuti dopo il Sassuolo va in gol. Troianiello 1-2 con Noselli, il controllo con il petto e poi in acrobazia evita Colombi, la mette in fondo al sacco. Quinto gol in stagione per Troianiello che non segnava dal 1 maggio quando aveva segnato il gol del 2-0 a Padova. Molto bella la sua girata in acrobazia che non dà scampo al portiere, bravo nel controllo Troianiello ad evitare Scognamiglio e poi a mettere la palla oltre il portiere. Il Sassuolo in contropiede è letale, 1-2 Missiroli Boaci, il giocatore del Sassuolo arriva tu per tu con Colombi, tocco sotto con il sinistro e palla in fondo al sacco. 2-0, partita virtualmente chiusa, secondo gol con la maglia del Sassuolo per Missiroli che aveva segnato anche il 5 maggio nel 2-0 al Crotone. Pregevole e di grande tecnica il suo tocco sotto. La Juve Stabia non ci sta ed è Beretta a sfiorare il gol del 2-1 nel 33esimo. Il suo sinistro però termina fuori e al 36esimo sull'asse tutto ganese Kofi Boaci arriva anche il 3-0, stop e tiro dell'attaccante che la mette alle spalle di Colombi e va in doppia cifra. 10° gol in campionato per Boaci, il quarto nel girone di ritorno, il secondo consecutivo dopo quello segnato alla Regina. Eccolo qua, stop e palla alle spalle di Colombi per il 3-0, un risultato troppo pesante per la Juve Stabia che trova perlomeno il gol della bandiera grazie a Tarantino che vince questo rimpallo con Longhi che si fa anche male e poi la scaraventa sotto l'incrocio dei pali dove stavolta Pomini non può arrivare. Secondo gol in stagione per Tarantino dopo quello segnato a novembre contro il Modena. L'ultimo brivido è ancora per la Juve Stabia, la conclusione su punizione di Tarantino con Pomini che devia in calcio d'angolo dopo 2 minuti di recupero. Ciampi fischia alla fine per il Sassuolo, la vittoria vale il terzo posto e la semifinale playoff contro la Sampdoria. Per la Juve Stabia invece è una salvezza che merita gli applausi dello Stadio Menti.